Terza corsa, premio Barba Blu, doppio chilometro per 2 anni non vincitori. Sono in 10, ritirata Gloss degli Dei, 1 Gioia Ban, 2 Ganjos, 3 Glitter RL, 4 Good For You F, 5 Gravina MF, 6 Gazzi Mill, seconda linea 7 Guinea, 8 Giove Forest, 9 Glamour Call, 11 Gladiatore Miki. Favori proprio per Gladiatore Miki e per Gazzi Mill che debutta. Intanto in partenza veloce Gravina MF che cerca di assumere l'iniziativa e lo fa in poco più di 50 metri. Sopravanzando Good For You F all'esterno c'è la progressione intanto di Gazzi Mill che è seguito da Glamour Call. Intanto se ne vanno i 200 iniziali in 15,7 davanti alle tribune, insiste nella sua offensiva Gazzi Mill, va su Gravina MF e passa in vantaggio dopo meno di 400 metri, anche se non è proprio bellissimo di andatura, non riesce ancora a sopravanzare l'avversario che pure l'avrebbe lasciato sfilare. E ora rimane così all'esterno. Mentre lungo la corda c'è sempre Good For You F, 48,5 per i primi 600 di gara. All'esterno anche Glamour Call, poi gli altri che prendono posizione, si formano più pariglie dopo i primi 750 metri di gara e il mezzo miglio viene completato nell'ordine dell'1,5 con Gravina MF in vantaggio, Gazzi Mill che si impegna all'esterno. Lungo la corda è sempre Good For You F, Glamour Call, poi il tentativo in terza ruota di Gladiatore Miki che viene via dopo 1 chilometro in 1,21,4, terza ruota per il favorito che progredisce gradualmente, seguito e anticipato anzi da Glamour Call che al giro conclusivo supera Gazzi Mill e si lancia in caccia di Gravina MF. È sempre all'esterno anche Gladiatore Miki che in seconda pariglia, mentre lungo la corda Gazzi Mill, gli altri non riescono per il momento a progredire. 600 scarsi alla conclusione con Gravina MF in vantaggio, all'esterno insiste Glamour Call, poi Gladiatore Miki che emerge in terza posizione, ma intanto Gravina MF ha preso vantaggio sulla curva conclusiva. Un paio di lunghezze di margine su Gazzi Mill, poi Gladiatore Miki, gli altri più discosti, completamento della curva conclusiva, 200 al palo, con Gravina MF in vantaggio, sempre quelle due di margine. Su Gazzi Mill, retta d'arrivo con il successo netto per Gravina MF, il secondo posto per Glamour Call, mentre al terzo finisce il numero 7, Guinea. Andiamo a rivedere l'arrivo per il successo netto per Gravina MF, il secondo per Glamour Call, mentre per il terzo dovrebbe essere il numero 7 Guinea ad averla spuntata sui rivali. Rivediamo ora il rallenti che ci viene mostrato dalla regia. Terzo posto per il numero 7, mentre è calato in fondo il Gladiatore Miki, raggiunto anche da Gioia Ban. Successo quindi in percorso di testa da parte di Gravina MF che domina letteralmente questo doppio chilometro riservato a cavalli non vincitori, prima vittoria in carriera quindi per Gravina MF. Manuel Pistone, il training di Gaspare Tranchina per conto del signor Stefano Sacchi.